a tutti. Io parto già con i ringraziamenti, sperando di riuscire a essere contenuta nei tempi, quindi ringrazio ovviamente l'Ordine per avermi dato questa possibilità di parlare di un tema molto interessante e a me caro, che è il sostegno alla genitorialità in ambito giuridico. Per parlare di sostegno alla genitorialità è necessario partire dal termine stesso di genitorialità. Cosa intendiamo per genitorialità? L'Ebovissì la definisce come una funzione relazionale autonoma basata su rappresentazioni arcaiche e interattive dei genitori evocate nell'hic nunc della relazione con un determinato bambino, che con il proprio bagaglio personale la riattiva in maniera diversa e modulata, in situazioni e tempi diversi della vita. Ma Fava-Vizzello dice che la genitorialità è anche una funzione che qualsiasi individuo, indipendentemente dall'essere genitore, sviluppa fin dal primo momento della vita, in cui rendendosi conto dello stato della mente dell'adulto, che lo sta nutrendo e di cui sente di poter egli stesso attivamente soddisfare i bisogni per il piacere di farlo, prende il cucchiaio e tenta di innestare uno scambio in cui è agente di accudimento. Mi piacciono entrambe queste definizioni, per questo le ho riportate, in particolare la seconda perché mi piace pensare che la funzione genitoriale sia una funzione universale, che ha appunto a che fare con il prendersi cura di, l'accudire, e che si può realizzare attraverso diverse forme, tra cui appunto anche la relazione di cura di un figlio. La descrizione di Lebovissy poi ci permette di capire la complessità di questa funzione dell'esperienza genitoriale, che non può essere considerata un semplice mettere al mondo un figlio. Scusate, io ho un po' di problemi con la tecnologia, sono un po'... Ok, perché stavo schiacciando tutto quanto, ok. Sì, dicevo che ci permette di capire la complessità, perché appunto l'esperienza genitoriale non è un semplice mettere al mondo il figlio, ma è mettere in quello specifico mondo relazionale e culturale quel bambino con i propri bisogni e con le proprie peculiarità. Quindi il diventare genitori è tutt'altro che un'esperienza lineare, è un'esperienza che implica la capacità di reggere quindi ai continui movimenti di assestamento a cui la coppia è chiamata a dover far fronte lungo tutte le fasi del ciclo di vita familiare. Quindi possiamo dire che la genitorialità è una funzione in continuo divenire. Quello che è evidente, che appare scontato ma forse non lo è, che prima si era in due e poi si diventa in tre. Cosa mi intendo? Per molto tempo le ricerche hanno considerato la relazione genitoriale una relazione prevalentemente duale, quindi era la madre la figura prevalentemente eletta come riferimento nell'accudimento, nell'accudire, però sappiamo dalle ricerche del gruppo di Losanna che il bambino in realtà è in grado di interagire all'interno di una triade fin dai primi mesi di vita, quindi in epoca anche preverbale, e questo è molto importante, non solo capire che lui ha questa capacità, ma questo è importante perché per il suo sviluppo psichico, perché chiaramente permette, diciamo, che si sviluppi nella mente un'idea di un tessuto di relazioni. Questo rende evidente un'altra cosa che apparentemente appunto è scontata, cioè che per essere genitori bisogna essere in due e non si può essere da soli, ma io direi bisogna essere in tre. Cosa mi intendo? Con questo mi intendo che chiaramente ciò che fa di una compagna una madre e ciò che fa di un compagno un padre è ciò che l'uno offre all'altro come modello genitoriale con cui identificarsi. Quindi possiamo dire che il padre a livello psichico si identifica con il ruolo paterno che gli viene indicato dalla madre, così come il padre si identifica con le aspettative materne. E quindi è un po' come se la madre contribuisse a fare il padre e il padre contribuisse a fare la madre, e poi per complicare il tutto il figlio contribuisce a fare i genitori, ossia il bambino con le sue necessità richiede alla coppia una continua rivisitazione del proprio ruolo ed un confronto sulle competenze reciproche e quindi sull'esercizio della funzione genitoriale. Tutto questo perché ci possiamo allora chiedere quando è necessario
un sostegno alla genitorialità. Potremmo dire sempre, perché chiaramente vista la complessità e la delicatezza di questo compito, il sistema socioculturale di appartenenza dovrebbe sempre incentivare la relazione di cura, il prendersi cura di. Chiaramente quando è richiesto un intervento vuol dire che il sistema familiare è stato messo a dura prova da fattori interni e o esterni e non è stato in grado di riassestarsi autonomamente. Quindi in questo caso che viene richiesto un terzo esterno, un aiuto e spesso con una motivazione che non è certo quella di un sostegno alla genitorialità, spesso non c'è una consapevolezza, il più delle volte c'è un sintomo o un problema per il quale viene richiesto, appunto, viene data una sorta di delega a questo terzo esterno. E quindi mi sembra importante, in questo caso fondamentale, anzi direi, il sostegno alla genitorialità perché acquista un significato ben preciso, e cioè mira idealmente ad una restituzione di responsabilità alla coppia genitoriale. Quando parliamo di sostegno alla genitorialità in ambito giuridico, il terzo esterno che viene interpellato è il sistema normativo e la figura del giudice come diciamo pubblico rappresentante di questo sistema assume in un certo senso una funzione genitoriale perché deve intervenire laddove le carenze ambientali possono mettere a rischio il benessere psicologico di un minore. Le situazioni in cui questo può accadere sono diverse, ne ho elencate alcune, quelle su cui mi soffermerò io oggi però sono due in particolare, una del tipo che ho appena descritto, in cui appunto il giudice è chiamato a prendersi cura di e incarica un consulente esterno, un esperto, per fare una valutazione delle competenze genitoriali e stabilire quali sono i fattori di rischio e i fattori protettivi per il minore. L'altra invece in cui non viene richiesto per forza l'intervento di un terzo, quindi il giudice rientra comunque nel contesto giuridico ed è il sostegno alla genitorialità in carcere. A questo proposito faccio una brevissima digressione sulla normativa per ricordare quali sono i fondamenti giuridici che giustificano un intervento a sostegno della genitorialità, riassumendoli in due concetti chiave, cioè il diritto del bambino ad una famiglia, e quindi la legge 184 del 1983, da cui si coglie la posizione prioritaria attribuita ai bisogni del minore, non ai bisogni dell'adulto, e quindi ho citato i due articoli della legge 149 del 2001, in particolare le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Cito un po' velocemente, ne discende che il pregiudizio e l'inidoneità dovranno essere rigorosamente comprovati. L'altro concetto è il diritto del minore ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori. E qui trovate elencate nella slide i riferimenti normativi. Questa cornice normativa giustifica l'importanza di un sostegno alla genitorialità in ambito giuridico. Come dicevo, il primo caso di cui parlerò è quello delle separazioni e dei divorzi, dove l'alta conflittualità spesso ostacola l'esercizio della funzione genitoriale e in questi casi la valutazione verterà in maniera specifica sulle capacità di ciascun genitore di salvaguardare la relazione del figlio con l'altro genitore, la capacità di garantire al figlio una continuità affettiva e relazionale, nonché la capacità di salvaguardare il figlio stesso dal conflitto con l'altro genitore. Accade spesso infatti che l'alta conflittualità impedisca di vedere i bisogni del figlio e soprattutto di mantenere separate l'identità di ex coniuge dall'identità genitoriale, e questo cosa può provocare? Può provocare dei vissuti molto confusivi nel bambino, soprattutto quello che viene definito un conflitto di lealtà, tale per cui si trova, diciamo così, imbrigliato in un contrasto in cui si sente costretto a dover scegliere tra l'una e l'altra parte, sperimentando spesso una realtà che sembrerebbe o buona o cattiva o sbagliata o giusta, diciamo. È chiaro che una visione della realtà di questo tipo può influire anche sul benessere psicologico del bambino in senso più ampio, no? Quindi con un'esperienza della realtà quasi scissa. E cosa può fare per sopravvivere? A volte l'unico modo per sopravvivere è quello o di cancellare uno dei due genitori o quello di costruirsi una sorta di falso sé che permetta, diciamo così, di rimanere a galla in questo continuo movimento oscillatorio tra una parte e l'altra.
È chiaro che il sostegno alla genitorialità in questo caso deve tendere al ripristino di una fiducia nelle qualità dell'altro genitore e a mio avviso questo lavoro inizia proprio all'interno di NCTU, quindi attraverso una risignificazione della storia di coppia e soprattutto della scelta genitoriale, che permette di salvaguardare qualche aspetto positivo del partner. E quello che si deve raggiungere è una reciproca legittimazione delle competenze reciproche che a mio avviso sono competenze di ruolo, cioè il sostegno alla genitorialità è importante, è un sostegno al ruolo genitoriale. Una cosa importante da ricordare è che chiaramente la svalutazione dell'uno e dell'altro è legata a una sorta di elaborazione del lutto che inevitabilmente qualsiasi separazione implica, per cui la rabbia spesso impedisce di vedere l'altro interamente per ciò che è, quindi anche nelle proprie qualità, ma spesso impedisce anche di vedere le proprie risorse. È chiaro che il sostegno alla genitorialità in questo caso deve essere anche un supporto per il genitore perché possa riconoscere quelle che sono le proprie risorse e soprattutto ricostruire un'immagine di sé valida e quindi valida come genitore, capace di esercitare la propria funzione anche dove c'è un cambiamento dell'assetto familiare, quindi nonostante la separazione. Ok. Vorrei dire un'ultima cosa però rispetto a questo concetto, che chiaramente ho detto a mio avviso inizia all'interno della CTU, però credo che per essere efficace un intervento a sostegno della genitorialità debba continuare anche dopo, perché spesso appunto si possono mettere le basi in CTU, ma appunto questa rabbia impedisce un'autentica legittimazione reciproca, appunto come dicevo prima, delle competenze. Quindi a mio avviso è un fattore prognostico positivo quando la coppia genitoriale, nel caso in cui un consulente tecnico d'ufficio diciamo così inviti la coppia a continuare un percorso di sostegno alla genitorialità, si rivolga ad un esperto esterno, quindi un professionista esterno, per continuare questo lavoro. Il sostegno alla genitorialità in carcere invece è il secondo ambito di cui vi parlo e è giustificato chiaramente dalla normativa che vi citavo prima, ma non è previsto nulla. Si sente ancora? Sì. Non è previsto nulla diciamo a livello legislativo rispetto a questo tipo di sostegno. Quello che è importante chiaramente ricordare è quella continuità relazionale di cui parlavo prima, quindi il bisogno che hanno i minori di una continuità relazionale, quindi quanto sia importante la relazione di attaccamento con entrambe le figure genitoriali. È altresì vero che sono andata troppo avanti, vero? Sì, scusate. È altresì vero che la complessità del contesto in cui si inserisce la relazione genitore, recluso e figlio richiede un'osservazione costante per le dinamiche che si possono creare. Alcune di queste sono la rottura di un rapporto nella quotidianità con una figura di riferimento, quindi basti pensare a come può vivere questa rottura un bambino, come una perdita o come un abbandono con dei vissuti magari di colpa. Oppure la reazione del sistema familiare alla detenzione. A volte un bambino è costretto a subire i profondi cambiamenti del sistema familiare che possono andare dai cambiamenti diciamo a livello organizzativo, economico, quindi più concreti, ma anche a livello affettivo. Pensiamo magari ad una madre che appunto perde il compagno e quindi ai vissuti depressivi che può sperimentare e quindi il bambino in un certo senso è come se venisse a perdere come figura affettiva non solo un genitore ma anche l'altro, ma può essere anche la reazione di rifiuto del partner che non è in carcere proprio per la carcerazione del genitore e quindi in questo modo è chiaro che l'accessibilità all'altro genitore diventa ancora più difficile se non impossibile. In alcuni casi addirittura si osserva il disinvestimento del genitore detenuto rispetto all'esercizio del proprio ruolo, legittimato sia dalla lontananza fisica ma incentivato anche dai vissuti di vergogna o di colpa.
A volte si coglie anche una sorta di idealizzazione da parte del figlio di questo genitore lontano. Perché? Perché è un genitore che non c'è nella quotidianità e quindi nella separazione magari viene conservato solo per le sue qualità buone, no? E quindi vengono negati magari gli aspetti fragili. Questo chiaramente quando un bambino è piccolo può essere diciamo così meno grave, il problema magari quando arriva l'adolescenza e quindi il confronto con il genitore reale è inevitabile e quindi anche il rimaneggiamento di quelli che sono i modelli di identificazione in questa fase evolutiva non è così facile da affrontare. Poi c'è il problema della verità. Ecco, anche questo meriterebbe una particolare attenzione, però arrivo alla conclusione. Cito soltanto un progetto per il quale appunto ho accettato volentieri di fare questo tipo di intervento, che è un progetto che ho fatto all'interno del carcere di Verona qualche anno fa a sostegno dei padri detenuti. Qui si aprirebbe un altro capitolo sulla paternità, quindi quanto è importante sostenere in particolare il ruolo del padre. Questo progetto aveva sicuramente l'intenzione e l'obiettivo di favorire quella continuità relazionale di cui ho parlato prima, ma soprattutto creare uno spazio di pensiero perché a mio avviso la relazione inizia proprio nella mia mente, a mio avviso, e comunque gli studi lo confermano, per cui è proprio nel momento in cui il genitore pensa al proprio figlio in base a quelli che sono i suoi bisogni e le sue specificità che si assume la funzione di cura di questo figlio. Alcune delle questioni, scusate la slide, alcune delle questioni che sono state affrontate sono cosa significa essere padre, che papà sono, qui le vedete elencate, ma uno diciamo delle questioni più importanti che si riallaccia a uno degli obiettivi forse un po' più ambiziosi, il ruolo genitoriale in relazione allo stile deviante, ha aperto un po' la strada al, diciamo così, al cercare di favorire un processo anche psichico trasformativo, perché penso che a partire da una rappresentazione di sé nuova ci possa anche essere una sorta di riscatto in senso riparativo. Chiaramente questo progetto non era all'interno del processo rieducativo del detenuto, però aveva una funzionalità anche in questo senso. Concludo dicendo quello che significa quindi il sostegno alla genitorialità in ambito giuridico, promuovere interventi che facilitino la triangolazione relazionale, favorire l'accessibilità ad entrambe le figure genitoriali valorizzando e sostenendo le risorse di ciascuno, sostenere quindi il ruolo genitoriale, garantire la specificità dell'intervento, cioè tenere nella mente i bisogni di quel minore con le sue caratteristiche specifiche, in quel contesto ambientale e familiare specifico e in quella fase evolutiva e del ciclo di vita familiare specifici. Grazie a tutti.